L'assistenza agli anziani è garantita. Dal 1° settembre la Coop Servizi FVG sarà sostituita dal Consorzio Veneto Insieme, che ha presentato un'offerta al Comune di Padova con le cooperative FAI, COSEP e Progetto Insieme. Con l'assegnazione della gara, per ora provvisoria va specificato, si può dire che l'emergenza si è esaurita, almeno sul fronte dell'assistenza, dopo la risoluzione consensuale del contratto che aveva portato al licenziamento di 35 lavoratrici. Un servizio fondamentale per le persone in situazioni di fragilità. Sono 350 le persone assistite dall'assistenza domiciliare del Comune nella nostra città e devo veramente ringraziare il settore servizi sociali che in pieno Ferragosto ha lavorato alacremente per garantire la continuità di servizio nonostante il cessato rapporto con la cooperativa che lo gestiva fino a un mese fa. In ballo restano ancora le 35 lavoratrici che avevano protestato davanti alla prefettura una settimana fa, che sono al fianco degli anziani in difficoltà del comune da oltre 20 anni. Palazzo Moroni nella gara ha inserito la clausola sociale e ci sono buone possibilità che le operatrici vengano assunte. Per ora però la certezza nero su bianco non c'è. Voglio ringraziare queste lavoratrici che in questo mese di incertezza hanno continuato a svolgere con grande professionalità e dedizione il loro mandato e a settembre la cooperativa che subentrerà dovrà decidere se assorbirlo o meno. Da questo punto di vista come Comune abbiamo fatto il possibile inserendo nella gara la clausola sociale, cioè invitando caldamente il soggetto subentrante a considerare l'assunzione di queste lavoratrici. Confidiamo in un dialogo serrato con il soggetto appunto subentrante che questo venga fatto. Il Comune farà da garante. Certamente ci impegneremo anche a fianco delle parti sociali per garantire il futuro di queste lavoratrici. Un appalto da 3.800.000 euro questo, che al prossimo rinnovo, novembre 2027, verrà gestito con altri criteri che tengano conto di nuovi modelli di assistenza sperimentati in questi anni dal Comune grazie all'uso di fondi PNRR. Siamo stati in grado di verificare che oltre all'assistenza domiciliare può essere molto interessante introdurre il principio dell'assistenza condominiale, quindi un tipo di servizio che oltre a coinvolgere la persona anziana sola nel proprio domicilio prova a coinvolgere anche la comunità che gli sta attorno. Ecco, senz'altro questo sarà uno dei vettori con cui immagineremo i servizi per le persone anziane nel futuro.